Oh, carissimo, il nostro come... Ciao. Signor, Allora, come... ma un po' di... sempre che... Ma è da tanto che sei... Appena arrivato. Appena arrivato, sei già sudato come... Ho fatto un po' di... Sono entrato. Oh, c'era Tania che mi ha chiesto di portarle su la sua borsa. Era così pesante da... No, era una borsetta, solo che io, solo il pensiero che dentro ci fosse stato il suo tanga, reghiandole. Oh, Tania in tanga è un micidiale. Devi farti rimborsare tutto l'integratore che bevi. Ogni volta che la vedi diventi sudato come una bestia, sono come una bestia. Che poi guarda, che oggi, sai che non ho una montagna a casa, me lo sono anche dimenticato. Che guarda, dove lo... sai quella che quando sai che davanti c'è che ha tutto il Ma dall'Anna, quello il negozio, no, cioè prima del tribunale no, il parcheggio, quello del parcheggio. Quella con le fianco, macchine che le metti lì, stanno lì. Sì. Ecco, allora di lì, a fianco c'è la piazza, sai, con quello che quello dopo. il monumento. Sì. No, quello a cavallo, però è fermo, monumento, quello lì. Con la spada. Sì, con le tutto basette pieno di cagate di piccione. Quello lì. Sai che non ho capito dove sto... Allora, tu quando sei lì, prendi, esci alla Eh. prima della rotonda che la Sì. fai tutta. Sempre dritto? Sempre dritto, no, perché sennò vai su. No, prima devi fare tutto il rettilineo, tutto, fino in fondo. Poi fai tutta la serie di tornanti e in fondo, proprio lì, track, arrivi e vedi il negozio dell'Anna, no? Questo in macchina. E a piedi? Basta andare fuori di qua, attraverso la strada e lì. E là trovo l'integratore. Trovavi, perché il negozio è chiuso per fallimento. Lo vendeva a metà prezzo, ma ti pare, lo vendeva, ha fatto 2 conti e ha chiuso il negozio. Sì, che se non li faceva i 2 conti era ancora aperto. Facile.